Juve Stabia nella storia con il pareggio ottenuto contro l'Aversa Normanna. La squadra di mister Rastelli raggiunge quota 73 in classifica e supera il Manfredonia che ne aveva conquistati 72 nella stagione 2004-2005, stabilendo il nuovo record per quanto riguarda i punti conquistati nella seconda divisione Girone C. Prima della gara anche il presidente dell'Aversa Normanna Spezzaferri ha voluto celebrare la vittoria delle Vespe consegnando una targa ricordo al presidente Giglio. Ma andiamo subito all'azione degne di cronaca di questo incontro. Al nono cross di Fontana dalla destra, Perna anticipa Iorio, palla che si stampa sulla traversa. Al decimo Tarantino fa impazzire Zolfo sulla destra, cross al centro per Varriale che di testa trafigge Cavaliere. Juve Stabia 1, Aversa Normanna 0, Vespa in vantaggio, terzo gol consecutivo per il bomber stabiese Vincenzo Varriale. Al sedicesimo replica l'Aversa Normanna, Grieco appoggia per Rinaldi, conclusione di destro, palo interno, Doriano battuto. Pochi secondi dopo incursione di Gomez sulla sinistra, palla tagliata per Tarantino che arriva in ritardo all'appuntamento con il gol. Al 22esimo lo stesso Tarantino serve in corridoio Peluso che entra in area e fa secco Cavaliere. 2-0 per la Juve Stabia. Vespe che raddoppiano e rimpinguano anche il record per quanto riguarda i gol segnati in seconda divisione per Peluso, il 13esimo centro stagionale. Al 24esimo Perna si libera della marcatura di Iorio, esplode un destro che termina ancora una volta sulla traversa. Al 29esimo Perna libera Grieco all'interno dell'area di rigore, l'Aversa accorcia le distanze, Aversa 1, Juve Stabia 2, gol dell'ex per il mago Gaetano Grieco. Al 32esimo lo stesso Grieco va in verticale per Arini che anticipa Doriano ma centra il palo. Al 34esimo ancora un inserimento di Arini in area di rigore, prima Doriano e poi Gritti provano a fermarlo, la palla carambola sui piedi di Perna che firma il pari 2-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Ma passiamo alla ripresa e qui la gara ha davvero poco da dire. Al settimo Tarantino in profondità per Varriale che libera il sinistro, palla di poco alta. Al 22esimo Pistillo respinge Doriano, Perna di testa salva sulla linea Gritti. Al 25esimo Gomez ci prova con il sinistro, palla di poco al lato. Al 33esimo sponda di Tovalieri per Arini, il suo colpo di testa viene alzato in angolo da Gritti. Termina qui in pratica l'incontro, finisce 2-2 tra Aversa Normanna e Juve Stabia. Ovviamente le vere partite però le due società le stanno giocando fuori dal terreno di gioco, con la Juve Stabia che cerca soci per andare avanti. Stessa cosa per il presidente dell'Aversa Spezzaferri.